Venezia senza il proprio porto è impensabile e quindi noi tutti dobbiamo lavorare insieme uniti per la salvaguardia dei posti di lavoro, per lo sviluppo dell'economia, perché c'è un porto e c'è tutto un indotto che va assolutamente non solamente salvaguardato ma va anche potenziato. E poi però certamente c'è l'insostenibilità del fenomeno del gigantismo navale. Scontro in Commissione Ambiente al Senato per discutere nuovamente del fenomeno delle grandi navi in laguna. Ci siamo opposti naturalmente allo scavo del canale Vittorio Emanuele III perché sarebbe stato una cicatrice, una ferita riaperta all'interno del cuore della nostra laguna, perché è un canale di antica memoria che di fatto è inutilizzato da parecchi decenni, che dunque ha una profondità del tutto diversa di quella che era stata definita d'origine. Ma se viene bocciata la proposta dello scavo del canale Vittorio Emanuele, contemporaneamente vengono inserite nel decreto del governo delle proposte migliorative. Per esempio il protocollo Venezia, le navi che entrano a Venezia devono rispettare un protocollo di salubrità generale, di salute, di tutela della salute delle persone, di salvaguardia della qualità dell'ambiente. E poi abbiamo inserito un'altra cosa importante, cioè la necessità di velocizzare le procedure, perché non è assolutamente possibile che mentre Trieste e Ravenna accelerano sul porto passeggeri, noi non facciamo nulla invece per sviluppare anche questo settore. E quindi c'è da trovare un giusto equilibrio. Noi crediamo di aver trovato un punto di equilibrio interessante, la prossima settimana naturalmente si voterà nella Commissione Trasporti e dopodiché andrà in aula e lì immaginiamo che ci possa essere il voto unanime, così come c'è stato in Commissione d'oggi, dove solamente Fratelli d'Italia ha votato contro, ma anche la Lega e Forza Italia hanno votato a favore.